Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. È il giorno della festa della patria del Friuli e il centro di Udine è stato imbandierato con l'aquila. Il sindaco Pietro Fontanini ricorda la storia ed evidenzia l'importanza della data del 3 aprile 1077. Vediamo. È una storia antica perché Fevelin dal 1077, quindi il post di anni fa, quando tete di Miece, l'imperatore Enrico IV, alla data al patriarca di Aquilea, il potere anche temporale su questi territori, che era il Friuli, non dove il Friuli, perché era dentro anche un tocco di Carinzie, era dentro la Slovenia, si arrivava in pratica fino a Bergamo, in Lombardia. Questo era il patriarcato di Aquilea, quindi un patriarcato, un lavoro grande, che era nato in denanti in pratica fino al 1600, quando è stata abolita. Però dal 1077 questi momenti importanti in cui si dà forza a queste identità che esisteva già, perché il Friuli esisteva già grazie ad Aquilea, grazie al patriarcato, diventa anche un po' temporale, con un esercito, con delle slecce, con le monete, questo in pratica era il Friuli dal 1077. Torniamo adesso a Vito d'Asio dove c'è il nostro Daniele Paroni che ci racconta tutto sulla festa che viene ospitata nella località. A te la linea, Daniele. Eccoci, allora ci ricolleghiamo, grazie della linea, un collegamento rapido, ho sradicato dalla platea l'assessore regionale Roberti, lo ringrazio. Allora, possiamo tirare la linea su questa giornata, assessore? È un bilancio estremamente positivo, abbiamo messo uno dei nostri tanti piccoli comuni al centro della montagna, oltretutto, al centro del panorama istituzionale del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo celebrato una giornata importante che è importante per oltre la metà dei cittadini del Friuli Venezia Giulia, ma io dico per la regione Friuli Venezia Giulia. Abbiamo constatato che nonostante il fatto che sia un piccolo comune con poco personale, con tutte le difficoltà che può vivere un piccolo comune, l'organizzazione è stata eccellente, quindi sicuramente un bilancio positivo, come positivo il fatto che accanto al sindaco di Vito d'Asio ci sono tanti altri sindaci che si sono messi a disposizione per celebrare questa giornata con altre iniziative e non solo della regione Friuli Venezia Giulia ma anche dal Veneto. Concludendo, lei è triestino ed è una sfida, visto che lei regge un assessorato che tutela proprio anche la lingua friulana. Non è una sfida e lo faccio veramente con piacere, perché ci credo che sia un elemento di valore, è un compito sicuramente istituzionale quello di valorizzare le lingue minoritarie, ma è qualcosa in cui credo e quindi lo faccio con davvero molto ma molto piacere. Grazie assessore Roberti per la disponibilità, a voi. Daniele, sentiamo anche il sindaco di Vito d'Asio, Pietro Gerometta. Il sindaco di Vito d'Asio è comune ospitante la Fieste della Patria dal Friuli. Allora Gerometta ha atteso tanto questo momento. Guardi, si può dire che sono anni che lo stavamo aspettando e in questo ambito devo ringraziare il mio parroco Don Gerometta, che è andato ogni anno a dire la messa in friulano e ha cominciato un po' per scherzo a proporre Vito d'Asio, ma lo scherzo è diventato sempre più battente la sua richiesta fin quando è stata accettata ed è quasi una scommessa questa, perché portare l'evento più grande per la nostra regione in un comune così piccolo come il nostro è una scommessa che noi siamo sicuri di vincere, anche per dare a quei comuni piccoli come noi l'input proprio che è possibile organizzare un evento di questo genere. Quindi è un invito che rivolgo anche ai miei colleghi: fatevi avanti, perché è importante che questo evento avvenga anche in quei posti più piccoli dove si respira ancora un po' delle vecchie radici del Friuli. E nell'ambito della festa della patria del Friuli, questa sera alle 22 Telefriuli proporrà lo spettacolo Ridi per Novai. Si tratta di un musical comico in lingua friulana. Protagonisti sul palco del Palamostre di Udine saranno la compagnia teatrale Maravè di Osoppo, la banda filarmonica di Vergnaco e il coro Primavera dello Zanon di Udine. Passiamo alla cronaca. La scorsa notte c'è stato un assalto al bancomat di Crédit Agricole di Passons di Pasian di Prato. I malviventi hanno utilizzato il flex per forzare il bancomat, ma non sono riusciti ad asportare denaro, procurando solamente danni.
E ancora cronaca, il corpo vigili notturni è stato allertato attorno alle 2:50 di questa notte dalla segnalazione di un tentato furto al nord di Isel in via Ferrara 1 a Tavagnacco. All'interno della proprietà il sistema di videosorveglianza ha appurato la presenza di 2 persone. Sono perciò intervenute 2 pattuglie dei vigili notturni e i carabinieri di Udine. I 2 sono stati colti in flagrante mentre cercavano di scassinare alcuni camion con attrezzi rinvenuti sul posto per impossessarsi delle tessere del gasolio e Telepass. Sono quindi stati mobilizzati e tratti in arresto dai carabinieri. Entro il 2026 più di 72.000 le abitazioni in Friuli Venezia Giulia a essere raggiunte dalla banda ultralarga. Queste le parole dell'assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti, che ha illustrato l'iter dei lavori previsti nelle aree bianche. Vediamo. La banda ultralarga in Friuli Venezia Giulia ha raggiunto il 60% dei comuni nelle cosiddette aree bianche, ovvero quelle zone individuate come le più disagiate in materia di connettività e internet. I lavori, già conclusi nei comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano Riviera e Taipana, termineranno in questi giorni anche a Pulfaro, San Pietro al Natisone e San Leonardo, mentre nei restanti municipi saranno ultimati entro la fine dell'anno. L'opera proseguirà fino al 2026 ed è inserita in un piano di respiro nazionale per lo sviluppo della banda ultralarga. Per il Friuli Venezia Giulia entro il 2026 saranno 72.234 i comuni, anzi i numeri civici che verranno investiti col nuovo piano, quindi saranno raggiunti dalla banda ultralarga di almeno 1 giga. Dai municipi interessati giunge la richiesta di rassicurazioni anche sui segnali telefonici. Sono ancora molte le frazioni, soprattutto nelle aree montane e nel fondovalle del Natisone, a non ricevere adeguata copertura. Abbiamo istituito un tavolo permanente come regione, noi siamo disponibili a mettere il costo del traliccio, eventuale traliccio per la telefonia mobile, per poi posizionare le antenne, e i privati poi posizionano le antenne. Quindi trovare un accordo su come operare per arrivare in tempi brevi e nel modo migliore alla soluzione di questo problema. E al Palmanova Village è stata inaugurata la mostra fotografica di National Geographic Women, un mondo in cambiamento. Un viaggio nelle storie di donne che hanno superato limiti e avversità, visitabile tutti i giorni a ingresso libero. Vediamo. Uno sguardo sulla condizione femminile attraverso le fotografie provenienti dagli archivi della National Geographic. Oltre 130 anni di storia, con immagini che compongono scatto dopo scatto un quadro globale della vita delle donne, il modo in cui sono state percepite, trattate e come hanno affrontato le loro sfide e scoperto nuovi orizzonti. Vogliamo dare ai nostri clienti un motivo, una fruizione ulteriore e un motivo in più di visita al village. In questo caso come lo facciamo? Con questa grande mostra internazionale. Ogni sezione è composta da 10 foto, 2 sono foto che unite da un'unica storia, e inoltre c'è una foto through the lens, una foto raccontata. Le sezioni sono 6, sono possibili fruirle in maniera libera, non c'è un vincolo di un prima e di un dopo. La mostra sarà aperta 7 giorni su 7, dalle 10 alle 20 ad ingresso libero. Fino al 19 di giugno. Ed ora andiamo al Teatro della Corte di Osoppo per Anima Ribelle, spettacolo di Anatema Teatro sulla figura di padre David Maria Turoldo. A 30 anni dalla morte di David Maria Turoldo, al secolo Giuseppe Turoldo, presbitero, teologo, filosofo, scrittore e poeta di Coderno di Sedegliano, la compagnia Anatema Teatro aveva inserito in cartellone agli appuntamenti Anima Ribelle, spettacolo di propria nuova produzione andato in scena al Teatro della Corte di Osoppo con la regia di Luca Ferri, in contemporanea al debutto della canzone con omonimo titolo Anima Ribelle, composta per l'occasione dalla musicista e cantante di Osoppo Federica Copetti, già nota per i numerosi successi quali Vento e Polvere, canzone all'ultima edizione di Percoto Canta. L'attualità del messaggio lasciato da Turoldo su un processo di cambiamento del cattolicesimo della seconda metà del Novecento si intreccia inevitabilmente con la solidarietà, dato che alla luce degli avvenimenti in Ucraina ha indotto Anatema Teatro a devolvere il proprio compenso e l'intero incasso della serata per aiutare i profughi dal conflitto in atto. Anime Ribelle è la storia di un uomo e della sua anima che ha
attraversato tutto il Novecento, consegnando fino ai giorni nostri il messaggio di Turoldo, anima inquieta, come fu definito in seno alla Chiesa. Scritto in italiano in marilenghe, lo spettacolo intende esplorare e portare alla luce la vita e le radici di Turoldo, il suo rapporto con la madre e con la gente della sua terra e della sua casa. Con il loro lungo lavoro preparatorio, gli interpreti Luca Marchioro e Raffaella Giampaoli hanno avuto agio di studiare documenti molto rari e scritti inediti, nonché intervistare persone che realmente hanno vissuto e conosciuto il sacerdote di Coderno e la sua famiglia. Il risultato è una poesia intensa ed emozionante di un uomo di grande sensibilità che combatté con sdegno le ingiustizie rifiutando ogni compromesso con il potere. E in chiusura lo sport, nella Serie B di basket, grande vittoria in rimonta della Web Cividale contro Fiorenzuola. Ieri sera al Pala Gesteco è finita 82-73 dopo che la squadra di Pillastrini era stata a lungo sotto. Vediamo. Abbiamo vinto una partita pazzesca davanti a un avversario bravissimo. Facciamo i complimenti ai nostri avversari che hanno dimostrato di essere forti, ci hanno messo in scacco per lunghi minuti, abbiamo fatto fatica per vari motivi. Poi però l'ultimo quarto, credo 26-12, un cuore pazzesco, ma non solo cuore, canestri, perché prima Gabriele Miani ha fatto una bomba e un canestro in allontanamento, Adrian ha cominciato a perforare, Eugenio quando la palla scotta mette sempre le bombe della vittoria, Cassese che non ha mai fatto canestro, ha fatto un canestro buono, Paesano canestro, tutti, la vittoria della squadra, ma vorrei citare Daniel Oenen, che quando la squadra è stata in difficoltà, soprattutto nei primi due quarti, è stato bravissimo a tenerci a galla. È stata una reazione veramente bella, praticamente abbiamo fatto bene tutto quello che non avevamo fatto nella parte precedente della partita. A livello difensivo è cambiato tutto, non riuscivano più a trovare situazioni buone, abbiamo fatto palle recuperate, da lì è nato qualche canestro di contropiede, ma soprattutto abbiamo avuto una circolazione di palla migliore, ci siamo costruiti i tiri, li abbiamo segnati, insomma abbiamo girato completamente il ritmo della partita e siamo passati da -8 nel punteggio all'intervallo, mi sembra, ai più 8 finali e sinceramente credo che sia una bella vittoria perché siamo in un momento non semplice e abbiamo superato indenni vincendo praticamente tutte le partite in questo periodo tra Covid, influenze e problematiche varie. Questa edizione del telegiornale termina qui, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon pomeriggio.